giorno di essere qui, grazie anche a Don Giovanni che mi aveva chiesto che non sta benissimo, per cui voleva esentarsi, ma è riuscito benissimo come sempre lo stesso a dare la sua benedizione. 25 aprile, ecco, ogni anno quando c'è questa data c'è anche, ahimè, nel nostro paese qualche polemica. Io credo che le polemiche non ci appassionano e non ci devono appassionare. Noi da qui sempre abbiamo ricordato come questa è una data fondamentale ed importante per la nostra democrazia, per il nostro paese, merito di sacrificio di tanti, merito di sacrificio di donne e di uomini, di partigiani, di militari, di cittadini, di forze armate che hanno combattuto. Si ricorda simbolicamente questa giornata, il giorno in cui Milano e Torino sono state liberate, in realtà poi la guerra un pochino continua, lo abbiamo detto, tant'è che ancora qualche tragico fatto c'è e anche e soprattutto in questa area geografica, ma insomma è la fine di un periodo. Allora io vorrei invece ricordare una cosa che ho già detto in altre occasioni. La guerra, la resistenza, la guerra di liberazione hanno risollevato un po' la testa del nostro paese dopo un periodo tragico anche nei confronti del resto del mondo. Noi ci siamo ahimè alleati con un regime tra i peggiori che ci siano mai stati sulla terra. E quindi la liberazione è stato quel momento in cui noi abbiamo rialzato la testa e ripreso una dignità di nazione. Ricordiamo quindi questi fatti, ma ricordiamo anche tutte quelle persone che seppero opporsi prima. E noi siamo un paese in cui magari siamo tutti, saltiamo un po' sul carro dei vincitori dopo, ma ci furono alcune persone che invece ebbero il coraggio e la forza di opporsi prima. E queste persone che pagarono con prezzi altissimi, il confino, la prigione, con la vita anche, ecco, sono un numero non elevatissimo. Ne ricordiamo uno, che fu un Presidente della Repubblica amatissimo, che era Sandro Pertini. E quindi ricordiamo sempre che queste lezioni ci devono insegnare anche che alcuni uomini vanno ricordati, donne e uomini, che hanno saputo nel momento in cui era difficile opporsi, farlo bene e quindi a loro testimoniare anche la gratitudine del nostro popolo. Dal 25 aprile finisce un periodo tragico, inizia un periodo diverso, inizia questa Repubblica, questa democrazia alla quale tutti noi teniamo, che è l'unica strada che abbiamo e che è quella che dobbiamo seguire, seguendo sempre quelli che sono stati i risultati di quel periodo importante per noi e noi ricordiamo sempre con la Costituzione italiana che arriva, che nasce alla fine di questo periodo. Grazie a tutti per essere stati qua, noi adesso andiamo verso Strassoldo, chi ci segue ci vediamo a Strassoldo, per gli altri al prossimo anno. Buona domenica.